E buon venerdì sera amici sportivi di Avelia, bentornati sui nostri canali e ben ritornati con il Calcio a 5. Siamo in diretta dal GSM Forum di Verona per la nona giornata di campionato. Di fronte abbiamo il Verona e l'Atletico Conegliano. Una sfida di lusso oggi per gli uomini di Bruno Giorgio, che affrontano la seconda della classe, ancora imbattuta in campionato. 4 vittorie, 3 pareggi per la formazione di Luca Sanson, per un totale di 16 punti complessivi, 12 punti per il Verona. Squadre che oggi vedremo in campo con il Verona in un'insolita maglia verde per distinguersi, diciamo così, dagli ospiti, che sono giallo-blu anch'essi. Calcio d'inizio imminente con il Verona che attaccherà da destra a sinistra dei vostri teleschermi, come detto, ripeto, in maglia verde la formazione di casa, mentre da sinistra verso destra con una maglia a righe giallo-blu attaccherà il Conegliano. Vi ricordo 2 tempi da 20 minuti e, come dicevamo, sfida importante per il Verona dopo una buona serie di vittorie consecutive. L'ultima settimana scorsa una netta vittoria 3-0 contro il Valdagno. Atletico che anche egli arriva da una vittoria 4-3 in casa contro il Godego. Quindi squadre al massimo della forma per questa nona giornata di campionato. Andiamo a vedere brevemente le formazioni complete di tutte le squadre. Abbiamo per il Verona con il numero 1 Di Fazio, con il numero 5 Righetti, numero 6 Menegazzo, numero 8 Fantasia, numero 9 Burgos, numero 10 Campana, numero 11 Danese, numero 14 Cruccu, numero 16 Donin, numero 21 Fami, numero 22 Campolongo, numero 99 Bertoldi. Per gli ospiti con il numero 3 Otero, numero 4 Calderone, numero 5 Cescon, numero 7 Fasanella, numero 8 Bottega, numero 9 Contin, numero 10 Cardellicchio, numero 11 Moretti, numero 16 Bastos, numero 22 Spogna, numero 23 Orecchia e con il 26 Barbieri. E sono subito i padroni di casa a movimentare il pallone per la prima azione di questa partita, con Menegazzo come sempre al centro della difesa giallo-blu. Ovviamente in questa sera non giallo-blu ma verde. Qui un aggancio mancato da Bertoldi dopo un cambio di gioco un po' complicato di Righetti. Può toccare il pallone per la prima volta anche il Conegliano con Otero. Bastos di nuovo per Otero. Una buona combinazione che trova Contin. Ha cercato un filtrante al centro per Cescon, intercettato da Bertoldi, quindi fallo laterale per il Conegliano. Ancora Atletico che prova con Contin in area di rigore. Buono l'intercetto di Menegazzo, poi trattenuto il pallone secondo il direttore di gara dal numero 6 della formazione di casa, e quindi una punizione per gli ospiti che hanno subito la prima opportunità con Alexis Otero sul punto di battuta. Fa rispettare le distanze il direttore di gara. È pronto Otero a calciare, si appoggia per il tiro da fuori di Bastos che termina alto sopra la traversa. È comunque la prima occasione da rete della partita. Si riprenderà quindi con un pallone tra i piedi di Menegazzo che può far ripartire
la formazione di casa. Bertoldi gliela restituisce subito. Righetti cerca spazio, Righetti si appoggia a Burgos, poi il velo di Righetti, manca il pallone anche Cescon, però c'è un tocco secondo il direttore di gara, quindi la rimessa sarà per il Verona. Battuta subito Bertoldi, lotta con Contin, poi Righetti riesce per un attimo a liberare, fa buona guardia Cescon e Otero può far ripartire con Bastos, percussione di Bastos sulla fascia di destra, bene Righetti in copertura. Menegazzo, attenzione al recupero palla qui dell'Atletico, è stato steso Cescon, poteva essere un'occasione importante questa per gli ospiti, fallo diciamo così tattico di Bertoldi, ha preferito concedere la punizione agli ospiti che ricordiamo imbattuti in queste prime 8 giornate di campionato. Pallone corto per Otero. Bastos anticipato da Bertoldi. Attenzione che è un'occasione questa per Bertoldi. Grande recupero di Otero. Poi il numero di Cescon chiede anche un fallo. L'arbitro non lo accontenta. Una Veronica stilisticamente interessante, quella del numero 5 trevigiano. Si può riprendere quindi con Righetti. Menegazzo, Bertoldi, non si capisce Bertoldi con Burgos, pallone direttamente in fallo laterale. Lo stesso Cescon alla battuta. Otero per Cescon, si propone Bastos, non servito da Cescon, pallone che quindi corre nella retroguardia veronese, poi Menegazzo un po' sorpreso, tiene il pallone in campo ma poi aggredito decide di mettere in fallo laterale, onde evitare guai peggiori, anzi concede corner l'arbitro, quindi è uscito proprio il pallone dalla linea di fondo, fischiato un calcio di punizione in favore del Verona per un'irregolarità sulla battuta del corner. Bertoldi perde un brutto pallone, Cescon cerca di liberarsi anche di Menegazzo, si oppone il numero 6 veronese. Bastos, doppio passo di Bastos, conclusione di Fazio, mette in corner. Grande conclusione di Bastos che con un doppio passo si è liberato di Burgos e ha calciato verso la porta. Buona la risposta dell'estremo difensore veronese. Qui ancora Menegazzo si interpone, poi ancora Bastos servito alla grande da Cescon, porta in vantaggio la formazione ospite. Un inizio convincente dell'Atletico Conegliano che si porta subito sull'1-0. Qualche cambio subito operato da mister Bruno Giorgio, sono entrati l'inquadrato Campana in possesso di palla che la passa a Famì, altrettanto nuovo entrato, e Fantasia con il numero 8. Famì che ricordiamo è diventato insieme a Galliano capocannoniere della formazione veronese con 5 reti all'attivo. Condivide questo primato con Galliano, per il momento non presente in campo. Qui c'è un nuovo corner per gli ospiti che continuano a esercitare pressione nella metà campo veronese. Otero per Bastos, la conclusione di Bastos violentissima, termina sull'esterno della rete difesa da Di Fazio.
Sicuramente grandi doti balistiche per il numero 16 trevigiano. Qui Burgos prova a farsi largo, intercettato il pallone da Otero con la collaborazione di Bastos. Il lancio direttamente per Cescon, non trovato. Si riprende quindi con Fami. Fantasia per il capitano Campana. Per adesso Verona un po' spaesato, forse sorpreso. Attenzione ancora Atletico vicino al gol con Contin, che qui ha stoppato il pallone, non ha avuto la freddezza di calciare direttamente verso la porta di Di Fazio. Ha un po' tergiversato il numero 9 trevigiano e con la deviazione poi di Di Fazio il pallone termina in corner, già battuto, recuperato anche dal Verona, che sicuramente ha trovato pane per i suoi denti oggi. La formazione di Bruno Giorgio. Fami, buona la combinazione per Fantasia, che prova un colpo di testa difficile, ben controllato da Spogna. C'è entrato anche Bottega qui in possesso di palla per gli ospiti. Bottega percorre tutta la fascia, poi calcia. È Fantasia a dover allontanare. Pallone che resta lì, la conclusione. Otero ancora, Contin ribattuto 2 volte il suo tiro. Può provare un 3 contro 2 il Verona con un break con Burgos che prova a inserirsi, contrastato da Bottega, subisce un fallo ed è calcio di punizione per la formazione di casa. Non è d'accordo Contin, mentre viene già chiamato un break dalla panchina del Verona. E sicuramente qualcosa da dire Bruno Giorgio ai suoi ce l'avrà di sicuro. Un inizio tutt'altro che positivo in questi primi minuti di gioco qui alla GSM Forum, dove l'Atletico Conegliano conduce per il momento 1-0. Ricordiamo pochi minuti fa l'autore del gol Bastos per gli ospiti, termine di una bella azione corale. Conegliano, dicevamo prima, una delle squadre più attrezzate e forti del girone, e lo ha dimostrato in tutto e per tutto in queste prime giornate di campionato. Come abbiamo accennato in apertura di trasmissione, c'è dicitura 0 sulle sconfitte degli ospiti. Si riprende quindi con la punizione per il Verona. Qui il direttore di gara indica il punto esatto in cui calciare la punizione sul pallone Fantasia e Campana. Vediamo se cercheranno direttamente la conclusione o se proveranno qualche schema. Eccolo qui, Campana cerca Burgos, non aggancia il numero 9, un po' sciupata qui l'occasione per il Verona. Spogna ha cercato Contin, prova un aggancio difficile il numero 9 in maglia gialla. La rimessa è per l'Atletico. Buon fraseggio con Bottega che prova a distribuire per Contin, pallone difficile per il numero 9, scorre poi in fallo laterale, recuperato quindi dal Verona. Fantasia, manca il pallone e questo è un po' il simbolo del Verona di questi primi minuti, quantomeno spaesata la formazione padrone di casa. Vediamo se prova a reagire adesso con Campana, servito qui da Burgos, prova la conclusione Campana, non male, termina di poco sul fondo, prova a dare una scrollata ai suoi ragazzi il capitano Contin, duella con Fantasia che poi commette fallo sul numero 9 e viene anche ammonito. E quindi calcio di punizione
interessante per l'Atletico, mentre ha fatto il suo ingresso in campo anche Danese, ha sostituito il numero 9 Burgos poco fa, mentre per gli ospiti è entrato Fasanella e in questo momento anche Cardellicchio. Hanno fatto posto con il numero 3 Otero e con il numero 16 l'autore del gol del vantaggio Bastos. Si discute qui con il direttore di gara sul punto esatto della battuta. Andrà il numero 8 Bottega alla battuta. Questa punizione è pericolosa perché comunque è vicino, molto vicino alla porta di Di Fazio. Vediamo se ci proverà Bottega. Conclusione, la palla fa due rimpalli sui piedi dei giocatori del Verona e poi termina tra le mani di Di Fazio. Poi lo getta via Campana e regala il possesso all'Atletico solo per un attimo perché non ha gestito bene il pallone Fasanella. Può riprendere quindi Famì. Sicuramente un'arma per la formazione di casa, Famì, uno dei più in forma, segnato nelle ultime partite. Intanto attenzione, Fantasia prova a sorprendere Spogna con un sinistro da lontano, si fa trovare preparato il portiere trevigiano che smanaccia in corner. Famì lo batte subito, Campana, la conclusione, ancora Spogna, allontana adesso Conegliano, un attimo in difficoltà in questo momento, qui il pallone è uscito. Doppia conclusione verso la porta quindi del Verona. Fasanella fa girare per Cardellicchio, poi il filtrante di Contin era a cercare proprio Fasanella, cenno d'intesa con il compagno e si riprende con la manovra della formazione di casa. Sembra un attimino essere uscita dal guscio dopo i primi minuti, un po' di ghiaccio. Famì, attenzione, Famì prende un rischio importante qui con questo passaggio un po' strozzato, poi recupera comunque Fontana e allora Campana per Danese. Fantasia chiede l'1-2 a Famì, non accontentato, lascia a Danese, c'è spazio per Danese, ancora il pallone buono, Danese, la conclusione, la parata e poi la ribattuta in rete. Danese 1-1, pareggiato il Verona, conferma di questi ultimi 2 minuti positivi per la formazione di casa e quindi risponde al gol del Conegliano. Punteggio in parità qui alla GSM Forum, è una partita piacevole, due squadre di qualità. Sicuramente non ci annoieremo questa sera. Ancora Verona con Campana, riesce a trovare Fantasia con la punta, Fantasia, la parata di Spogna in corner. Poi Spogna suona la carica ai suoi perché adesso è il Conegliano a sembrare in difficoltà. Ha fatto il suo ingresso in campo, nel frattempo anche Calderone per la formazione ospite. Tanto Famì la battuta, Danese al volo, fuori. Verona vicino al gol del 2-1. Allora Spogna prova a cercare proprio il neo entrato Calderone, il pallone è troppo alto, Calderone ci prova, riesce solo a spizzare il pallone che termina sul fondo. Campana, Famì, possesso palla del Verona, è entrato anche Donin, eccolo qui in possesso di palla. Intanto c'è un fallo su Campana ma l'arbitro non aveva fermato il gioco. Famì raccoglie il pallone con le mani e si fa ammonire.
Sicuramente un episodio controverso qui. Ci poteva stare il fallo su Campana. Certamente un po' avventato Fami a raccogliere direttamente il pallone con le mani. L'arbitro non ha perdonato, cartellino giallo per il numero 21, già il secondo per la formazione di casa, dopo il cartellino preso qualche minuto fa da Fantasia. Quindi nuovo calcio di punizione, nuova occasione per l'Atletico Conegliano, con sempre Bottega sul punto di battuta. Dalla rincorsa sembrerebbe voler provarci Bottega di nuovo, invece si appoggia direttamente in area di rigore da Calderone. Stop e tiro per lui un po' impreciso, quindi rimessa per Di Fazio. Donin, Campana, Fami. Cerca spazi il Verona, adesso però sale il pressing del Conegliano, costringe Fami a cercare una verticalizzazione, non trova però Campana, quindi recuperato il possesso dal Conegliano che poi la perde. Attenzione a Danese, buono il filtrante per Campana che era più preoccupato a non intervenire sul possibile tiro e quindi non si è accorto che il compagno lo ha cercato con un passaggio. Qui Calderone si guadagna un fallo laterale che va sempre Bottega a battere. Cardellicchio, Fasanella prova la conclusione diretta, Fasanella, deviazione di Donin. Ancora Fasanella, la conclusione di Bottega a sorpresa, pallone termina alto sopra la traversa. Entrato anche per la formazione di casa Cruccu, qui in possesso di palla, al posto del capitano Campana. Possesso qui del Verona con Fami che si prende qualche rischio nel servire Danese. Il pallone arriva comunque al numero 11 del Verona. Serve proprio Cruccu sulla fascia destra, intercettato da Bottega. Non riesce ad avanzare il numero 14 veronese. Ora si riprende con Fasanella. Attenzione, qualche brivido qui per Fasanella che nel rilancio molto vicino alla porta sbatte contro Danese. È andata bene al numero 7 Trevigiano. Poi la verticalizzazione non è andata a buon fine per gli ospiti e quindi nuovo possesso per il Verona. Donin per Cruccu. Fami. Doppio passo di Fami. Non ci cade il difensore trevigiano. Allora Donin si punta a Fasanella. Fasanella prova a rubargli il pallone, per un attimo ci riesce. Poi torna in possesso della formazione di casa. Nuova rimessa per il Verona. Siamo nel 10° minuto di questo primo tempo, qualitativamente interessante, giocato diciamo così su due momenti, il primo molto più favorevole al Conegliano e il secondo felice alla formazione di casa. Per il momento comunque un giusto compromesso, un risultato di parità. Donin, Fami, Cruccu, Danese, autore del gol per la formazione di casa. Donin, si punta a Cescon, rientrato in campo poco fa, è rientrato anche Otero. Fami, non ci sono spazi, recupera bene qui Calderone, conclusione di Calderone. Palla fuori.
rientra sul terreno di gioco anche Bertoldi. Fa riaccomodare in panchina Fami. Donin sbaglia il passaggio, Donin recupera Otero, poi riesce a fare buona guardia Donin sul possibile contropiede, ancora Otero qui in scivolata, recupera solo per un attimo, poi pallone va in fallo laterale. Allora ancora Verona che manovra con Bertoldi. Cruccu, rischio, il passaggio deviato da Cescon, finisce direttamente in porta e Di Fazio attento su questa palla improvvisa, si è fatto trovare preparato l'estremo difensore veronese. Donin, intercetto di Cardellicchio, ma palla che torna a Cruccu. Bertoldi, Donin, cerca uno scambio con Danese, si propone Donin ma non servito da Danese che preferiva cambiare lato. È rientrato anche Bastos per la formazione ospite, vi ricordo autore del gol dell'1-0. Cruccu, Bertoldi, attenzione ancora pallone che dopo un rimpallo con Cescon finisce verso la porta di Di Fazio, ancora una volta attento, attenzione anche all'entrata qui di Bertoldi, rimane a terra Cescon. Dolorante il numero 5 trevigiano. Intervento sicuramente non volontario ma molto molto duro. Il gioco è fermo per consentire numero 5 un recupero che avviene in questo momento. Si riparte con Bastos, fa ripartire da Otero, dall'altra parte per Cescon. Cescon con il tacco per Bastos. Attenzione perché sono in 2 contro 1 adesso in pressing, allora Bastos si appoggia a Spogna. Il rilancio, il colpo di testa mancato da Cescon. Era sì difficile indirizzarlo verso la porta per Cescon, ma comunque la posizione molto vicina alla porta era sicuramente molto molto pericolosa. Un buon recupero qui di Calderone, lanciato verso la porta, poi Bertoldi mette una pezza prima che Bastos a rimorchio arrivi a concludere. Intervento decisivo quello del numero 99, oggi maglia verde. Bastos alla battuta, cerca Calderone, la viene rimpallata con un colpo di tacco di Burgos, non la riesce a tenere in campo Bertoldi, regala il corner. Cescon batte subito ma l'arbitro dice che bisogna ripetere. È già la seconda volta che Cescon si fa cogliere in fallo sul corner, prima c'è stato addirittura un fallo e un cambio direttamente fischiato dall'arbitro. Questa volta il direttore di gara decide di far ripetere. Conclusione di Calderone improvvisa, per fortuna di Di Fazio, pallone centrale e quindi riesce a pararlo agilmente. Cruccu, Bertoldi in pressing Calderone, attenzione al filtrante per Burgos, esce Spogna, toccato duro da Burgos. Entrambi i giocatori sono andati in scivolata, la peggio ce l'ha avuta l'estremo difensore trevigiano che è rimasto a terra e costringe l'intervento medico della formazione ospite. Un durissimo colpo sicuramente quello preso da Spogna. Quando siamo nel corso del 13° minuto qui alla GSM Forum, punteggio sull'1-1. Per il momento un risultato giusto per quello che si è visto sul parquet di gioco.
Si riprende Spogna, ma Conegliano preferisce il cambio ed entrerà Barberi quindi tra i pali. Quindi cambio portiere per il Conegliano. Si riprende intanto con Cescon. Difficile questo aggancio per il numero 5 su una buona imbeccata di Bastos. Può ripartire la formazione di casa con Cruccu per Bertoldi. Recupero di Bastos. Poi steso in area di rigore Orecchia. Tutto regolare secondo l'arbitro. Si prosegue. Allora, è rientrato anche Righetti qui in possesso di palla. Righetti. Si punta a Cescon, arriva il rilancio di Otero che prende direttamente il numero 5 veronese, quindi concessa la rimessa in zona difensiva per il Conegliano. Preferisce andare da Bastos, Bastos lancia lunghissimo, arriva direttamente tra le mani di Di Fazio. Il lancio era ovviamente per Orecchia, impossibile per il numero 23 però arrivare sul pallone. Bertoldi prova a puntarsi Bastos, capisce subito le sue intenzioni il numero 16, poi Bertoldi recupera il pallone che costringe Otero a calciare in tribuna, nella tribuna vuota per fortuna. Gli spettatori con un discreto numero sono tutti assiepati qui sotto la nostra postazione. Ovviamente la GSM Forum contiene migliaia di posti a sedere, molto difficile da riempire certamente. Qui Orecchia fatica a controllare. C'è un time out chiesto da Conegliano e quindi nuovamente gioco fermo. Siamo a 6 minuti dalla conclusione del primo tempo. Partita che da qualche minuto a questa parte sta scorrendo nel più totale equilibrio dopo un inizio sicuramente più avvincente e indeciso. Le indicazioni di Mr. Sanson e di Mr. Bruno Giorgio per i ragazzi. Ultima fase del primo tempo da svolgere ovviamente con fondamentale attenzione. Abbiamo visto nelle ultime giornate quanto può pesare andare all'intervallo subendo un gol. Nel caso del Verona ha portato bene le ultime volte. E qui subito una discussione con il direttore di gara che ha segnato la rimessa a Conegliano, che sportivamente decide di restituire alla formazione di casa onde evitare polemiche. Bel gesto quello di Otero. Alle volte il fair play paga anche per mantenere comunque una discreta tranquillità in campo. Questo gesto è stato gradito ovviamente dalla formazione di casa che ha applaudito all'unisono proprio Otero, possesso di palla. Cerca e trova Orecchia. Si gira bene Orecchia, poi steso, calcio di punizione, fallo di Righetti. Bastos. Cescon. Otero. Ancora Cescon, doppio passo rischioso, perde il pallone da Cruccu, costretto Barberi, anzi scusate, è tornato Spogna in porta, si è ripreso il numero 22, ha sostituito poco fa Barberi. Cruccu, Righetti, prova a liberare il destro Righetti, riesce a entrare
vicino all'area di rigore, viene steso, calcio di punizione per Verona. Cinque minuti alla conclusione, punizione interessante per la formazione di casa. Ne discutono Campana, rientrato in campo il capitano, e Bertoldi. Sembra intenzionato il numero 99 a voler provare. Invece si appoggia direttamente a Burgos, che manca la conclusione. Altra occasione sprecata qui per il Verona. Cescon poi manca l'aggancio e regala il pallone a Campana. Righetti. Campana si interpone. Cescon e mette in fallo laterale. È rientrato anche Contin in attacco per formazione ospite. Righetti, possesso palla del Verona alla ricerca di far uscire il Conegliano, e così ci riesce. Buono il filtrante di Campana, una verticalizzazione a scavalcare il pressing del Conegliano, a servire Righetti, fa buona guardia, spogna. Errore qui di Bertoldi, che per un attimo ha regalato un'opportunità a Bastos. Poi è ritornato sui suoi passi il numero 99, è riuscito perlomeno a evitare la conclusione verso la porta. Poi direttamente in porta Bastos, si fa trovare ancora attento Di Fazio. Pallone messo fuori, Otero, Cescon, prova il tiro Cescon, blocca Di Fazio. Poi proteste degli ospiti per l'intervento poi in due tempi del portiere. L'arbitro non ha nulla da segnalare. Cescon sbaglia il passaggio, regala il pallone a Righetti, Righetti l'appoggia a Burgos, la conclusione di Burgos, si divora il gol del 2-1. Burgos certamente non in stato di grazia in questi ultimi 2 minuti. Un'occasionissima qui per Verona. Fatto tutto bene Righetti, attenzione dall'altra parte Bastos, prova la conclusione deviata da Fami in corner. Dicevamo di Righetti che dopo aver recuperato il pallone ha avuto la lucidità di servire Burgos meglio piazzato. Non è andata a buon fine l'occasione per Verona, come non è andato a buon fine qui il corner battuto da Conegliano, che può comunque restare in zona d'attacco. Otero, buono il pallone lungo a cercare Contin, fa trovare pronto ancora però Di Fazio. Otero batte corto per Bastos, la conclusione passa, si stampa sul palo. Non irresistibile il destro qui di Bastos. Attenzione perché l'arbitro dà anche il corner e i giocatori di Verona non si capacitano del motivo. Dicevamo il tiro di Bastos non irresistibile, ma è riuscito a scavalcare tutti gli interventi dei difensori veronesi e Di Fazio non ha visto il pallone arrivare, è andato a sbattere sul palo fortunatamente per il Verona. Fischiato un fallo di Cardellicchio e quindi può ripartire il Verona. Entrambi i capitani con il numero 10 adesso in campo. Attenzione, ancora un errore di Righetti, regala il pallone a Conegliano. Buono Bottega, si libera bene della palla, poi attenzione a Contin, appoggia per Bottega, la parata di Di Fazio. Cardellicchio, Bottega, Otero, buono il numero di Cardellicchio, qui un fallo probabilmente di mano di Fami, giudicato però involontario dal direttore di gara, sicuramente molto molto vicino.
l'ha giudicato involontario l'arbitro. Allora Righetti recupera il pallone, scambia con Burgos, percorre la fascia, Righetti prova a metterla al centro, intervento di Otero che poi ha aspettato forse un secondo di troppo per allontanare la palla e Burgos gli si è fiondato contro. Otero lancia via in fallo laterale. Per cui l'arbitro va a redarguire Cardellicchio per probabilmente le proteste di questi ultimi minuti. Si riprenderà quindi con una rimessa per il Verona, mentre è stato richiesto un intervento per asciugare il parquet. Righetti appoggia per Campana, prova di sinistro, la palla gli rimbalza addosso e finisce fuori, quindi rimessa trevigiana. È rientrato sul terreno di gioco anche Fasanella, che qui prova a lanciare continua, il colpo di testa per Cardellicchio, costretto ad allontanare più lontano che può Di Fazio in uscita. Il pallone finisce nelle tribune. Si riprende quindi con la rimessa per gli ospiti, Cardellicchio, Fasanella. Bottega cerca Contin anticipato, Famì bloccato da Cardellicchio, il numero del numero 10. Porta la palla sulla fascia sinistra, poi cerca l'appoggio a Bottega che era ben piazzato al limite dell'area di rigore, pronto a calciare verso la porta. Intercettato. E nuova rimessa per gli ospiti. Prova la conclusione direttamente Cardellicchio su appoggio di Fasanella, ribattuta di nuovo da Burgos. Ancora conclusione, palla che termina sull'arte esterna, chiede una deviazione Fasanella, l'arbitro non lo accontenta. Si riparte con Di Fazio che prova subito a pescare Burgos, tiene in campo un pallone difficile, Burgos poi anticipato danese dall'intervento di Fasanella. Allora Famì, Campana, può calciare Campana, la prova, spogna, si distende e blocca e lancia a sua volta Contin. Bene danese, intervento difensivo. Famì allontana solo per un attimo Fasanella, l'arbitro ha fermato il gioco e finisce la prima frazione di gioco con il punteggio di 1-1 qui alla GSM Forum. Noi facciamo un piccolo break, restate sintonizzati per il secondo tempo di Verona Conegliano.
Rieccoci tornati qui alla GSM Forum per la nona giornata di campionato. Vi ricordo le squadre Verona, Conegliano, protagoniste di un buon primo tempo, terminato con le reti di Bastos e di Danese, al momento posta in palio divisa, quindi tra le due formazioni siamo prossimi alla ripartenza del gioco. Battuta da Calderone l'inizio del secondo tempo. Bastos proprio per Calderone, anticipato da Menegazzo. Fami fa passare il pallone sempre a Donin, ma il rimpallo lo sfavorisce. Otero, Cescon per Spogna, il lancio a cercare ancora Otero, non riesce di testa a indirizzare il pallone il numero 3 trevigiano, poi pasticcia un attimino Menegazzo, qui palla al piede e regala il fallo laterale agli ospiti. Cescon, Otero ribattuto da Fami. Verona che comunque ha dimostrato di avere comunque buona qualità contro una delle formazioni migliori per il momento viste in campionato. Vi ricordiamo ancora 0 sconfitte per gli ospiti, una fase sicuramente di crescita per la formazione di casa. Qui un fallo richiesto da Danese, l'arbitro non lo accontenta, mette fuori Bastos per accertarsi delle condizioni del collega. Tratta l'assistenza medica veronese per assistere Danese. E quindi esce dal terreno di gioco subito sostituito prontamente da Burgos. Restituisce il pallone Verona, quindi si riparte con Spogna, protagonista sicuramente nel primo tempo, così come Di Fazio. I portieri oggi si stanno rivelando importanti. Qui in uscita proprio di Di Fazio direttamente dal rinvio del collega, poi Burgos subisce una carica da Cescon, si guadagna il calcio di punizione. Donin alla battuta, Menegazzo, Fami, Burgos in anticipo. Otero mette il pallone direttamente in fallo laterale. Fami, pallone veloce per Donin, che è costretto però a stopparlo e non a calciare. Poi Fami, Burgos, Menegazzo chiede collaborazione a Burgos, prova a liberarsi Burgos e riesce a calciare anche di sinistro. Riesce però Spogna a bloccare e a rilanciare subito Cescon, bloccato da Menegazzo. Tutto regolare per l'arbitro, si prosegue. Donin, servito ancora Donin, un brivido per il pressing di Cescon, che anche qui fa sentire la sua presenza a Fami, che poi perde il pallone. Poi la scivolata di Bastos su Burgos, fase intensa della partita. Entrambe le squadre sanno che ovviamente questa è la fase decisiva del match. Ovviamente subire un gol adesso potrebbe condizionare tutto il finale di gara e le ambizioni di vittoria di entrambe. Donin, Menegazzo, Fami, Donin. Riesce Donin a saltarsi Bastos, viene steso poi nel durante, si guadagna un buon calcio di punizione.
sul punto di battuta Menegazzo far riprendere il gioco. Trascorsi 2 minuti e mezzo circa di questo secondo tempo. Burgos calcia, scusate, Donin con il destro, il pallone termina alto. Spogna si incarica della ripartenza, si appoggia a Otero. Cescon, Bastos, occhio al pressing della Verona che per un attimo stava liberando Donin, poi in uscita dall'altra parte Di Fazio evita che Otero calci verso la porta e Calderone commette fallo secondo il direttore di gara, anzi no, la palla era proprio uscita, quindi antecedente a Calderone, la palla è uscita, quindi rimessa per il Verona. Fami, Menegazzo, Fami, l'anticipo di Otero ha letto bene l'azione il numero 3 trevigiano, che qui poi viene steso da Fami che si scusa con il collega. L'azione comunque è proseguita, l'arbitro non ha ritenuto irregolare l'intervento di Fami. Fami qui con un tunnel salta proprio Otero, anticipato poi da Cescon, la possibilità di calciare verso la porta. Si può riprendere quindi da Menegazzo. Donin. Pressing adesso del Conegliano con Fami e Donin in possesso. Burgos perde il tempo, Burgos si arrabbia anche con se stesso, una partita difficile per il momento la sua. È rientrato in campo anche Contin in questo preciso momento. Fami ha cercato un lancio per Burgos, era interessante, bloccato sul nascere. Ancora Verona, sembra avere un po' più l'iniziativa, anche se qui perde il pallone. Contin davanti a Di Fazio, blocca Di Fazio, vale come un gol questa parata di Di Fazio. Una disattenzione di Fami poteva costare carissima. Viene subito richiamato in panchina il numero 21, è rientrato Bertoldi. Attenzione qui a pallone perso ancora da Verona. Adesso sembra essere ritornato in forza il Conegliano. Eccolo qua, Bottega appena entrato. Cescon, Bottega. Cercato Otero, anticipato da Menegazzo. Esce anche Donin per il Verona ed entra Cruccu. Come sempre cambi continui per entrambe le squadre. Attenzione alla combinazione che porta Bottega in area di rigore dopo la sponda di Contin di buona qualità, il tocco del numero 9 trevigiano. Il lancio per Burgos, intercettato da Otero. Cruccu bloccato da Cescon e allora Bottega. Non c'è spazio per tirare, allora torna da Cescon. Otero. Buono l'appoggio per Contin, attenzione, occasione per il Conegliano. La conclusione di Otero, la parata di Di Fazio. Non riesce a fare il tap-in vincente Bottega, allora Bertoldi può partire con il break. Bertoldi alla conclusione, blocca Spogna. Fase vivace della partita, Cescon la gira per Otero. Ora continui i capovolgimenti, Bertoldi adesso prova a ripartire, bloccato da Bottega. Cruccu. Ancora per Bertoldi. Burgos. Prova Burgos la conclusione. Spogna blocca. Otero, Cescon. Adesso fase davvero intensa della partita. Cescon riesce a liberarsi. Serve dentro Contin. La conclusione Di Fazio. Poi Bertoldi. Sembrava aver toccato con un braccio. L'arbitro dice che è tutto regolare. Quindi si riprende con il corner per Conegliano. Ultimi minuti sicuramente emozionanti con questi
capovolgimenti di fronte continui. Battuta per Bottega, conclusione di Fazio, ci mette ancora la pezza di Fazio. Fasanella alla battuta, nuova conclusione di Bottega, ribattuta stavolta da Fantasia. Adesso cerca il massimo sforzo il Conegliano per portarsi in vantaggio. Qui chiede un cambio pallone, invece Cardellicchio viene accontentato dal direttore di gara. Bottega, Fasanella fa rimbalzare il pallone addosso a Bertoldi per guadagnarsi il fallo laterale. Sono trascorsi 6 minuti di gioco, ne restano 14 in questo secondo tempo. Punteggio fermo sull'1-1 qui alla GSM Forum, per chi si fosse collegato solo ora. Irregolare la battuta del fallo laterale di Cruccu e quindi cambio. Fasanella, Cardellicchio, Fasanella può lasciare andare il destro, lo fa e trova ancora però Di Fazio a deviare il pallone in corner. Nuova occasione per gli ospiti con Cardellicchio che può lasciare andare il pallone a Bottega. Perde un attimo il tempo Bottega, allora Fasanella ripropone per Cardellicchio. È solo però Cardellicchio, deve stare attento qui perché infatti perde il pallone da Cruccu, trattenuto poi da Cardellicchio, un fallo evidente. Chiede scusa Cardellicchio, costretto al fallo dopo aver perso il pallone. Si guadagna giustamente il cartellino giallo. Quindi calcio di punizione per Verona. Siamo un po' lontani dalla porta di Spogna. Bertoldi pronto a calciare, fischio dell'arbitro. Lascia a Cruccu. Il velo di Bertoldi, la conclusione di Fantasia un po' forzata. Corpo all'indietro per Fantasia, palla alta. Bottega perde subito il pallone, allora Bertoldi, opportunità. Può calciare Bertoldi, la prova finisce fuori. Ci sta comunque questa conclusione di Bertoldi, aveva lo spazio. Cardellicchio, Bottega non si capisce con Fasanella, pallone direttamente comunque da Di Fazio, sarebbe stato imprendibile comunque. Fantasia, Cruccu, lo scambio non va a buon fine, il pallone di Cruccu termina direttamente in fallo laterale. Bottega, Cardellicchio si libera per un attimo di Cruccu, poi torna indietro. Fasanella, Contin, ancora per Fasanella, pallone a campanile a cercare Cardellicchio, comoda l'uscita di Fazio. Cruccu per il neo rientrato Righetti, scusate, Danese, non Righetti. Rimessa per Conegliano, battuta. Fasanella, Cardellicchio pressato da Bertoldi, recupera il pallone Verona con Danese, va verso la porta, Danese steso da Fasanella, altro cartellino mostrato a Conegliano, dopo Cardellicchio anche Fasanella, quindi in parità anche il conto dei gialli. Si propone Cruccu per una palla corta, si scambiano opinioni lui e
Fantasia, eccolo qui il pallone per Cruccu che prova poi a calciare verso la porta, trova Cardillicchio. Ancora il numero 14 veronese la battuta. Direttamente per Fantasia dall'altra parte. Finta di calciare e serve Danese. Danese si libera di Fasanella, fa partire un cross lunghissimo. Termina direttamente dall'altra parte. Rientra anche nel terreno di gioco Fami. Non va a buon fine la combinazione Cardellicchio-Fasanella. Pallone recuperato ancora da Verona. Fantasia, perde palla. Fasanella se l'allunga, poi non riesce a tenerla. Fantasia. Poi buona la chiusura di Bottega. Sarebbe stato un 3 contro 2. Qui steso poi Contin. Il calcio di punizione per gli ospiti. Bottega. Otero rientrato in campo. Bottega non si capisce con Cardellicchio, voleva una verticalizzazione il capitano. Il lancio di Crucco qui a cercare l'inserimento di Fantasia, intercettato. Contin. Bottega prova a liberare il destro, c'è Fami. Ancora rimessa per gli ospiti. Fase ancora equilibrata comunque della partita. Fasanella. Contin. Pressing fisico di Fantasia. Pallone in fallo laterale. Bottega, Otero, sbaglia il passaggio. Lo recupera Danese solo per un attimo. Poi ritorna in possesso Danese. Di Fazio non si capisce con Cruccu. E regala un altro fallo laterale alla formazione ospite. Otero cerca una combinazione, intercettato da Fantasia. Poi rimedia a suo modo. Li abbiamo visto fare in questa partita molte scivolate. Attenzione a Famica, spazio per calciare, la prova. Va direttamente addosso a Bottega la conclusione. Che poi rimprovera il compagno che l'ha colpevolmente lasciato solo. Campana. Sbaglia subito il passaggio, appena rientrato il capitano del Verona. Chiama time out Conegliano, un po' in virtù anche dei diverbi verbali che negli ultimi secondi si udivano molto bene. Siamo nel pieno della seconda frazione di gioco. Per chi si fosse collegato da poco, al momento Verona e Conegliano si spartiscono la posta in palio con le reti di Bastos e di Danese segnate nel primo tempo. Si entra quindi nel vivo della gara adesso. Colgo l'occasione per salutare tutti i telespettatori che ci stanno seguendo per questa serata di calcio a 5 qui a Verona. Grande aggancio qui di Cescon, si era liberato alla grande di Fami, poi non è riuscito a calciare però verso la porta. E allora Fami sbaglia a sua volta invece il passaggio per Campana. Sicuramente qualche imprecisione in più in questa ripresa rispetto alla prima frazione di gioco. Per quanto riguarda perlomeno la fase di impostazione. I Cescon
fermato da Menegazzo. E chissà se questo punteggio soddisfa la formazione ospite, che comunque ambisce a restare in testa alla classifica. Campana, per non rischiare, mette direttamente in fallo laterale. Dicevo, staremo a vedere se anche Verona si accontenta del pari. Verona che comunque ha dimostrato di giocarsela alla pari quest'oggi con Conegliano, quindi perché no tentare di portare a casa la posta piena questa sera. Menegazzo, Famì, Campana. Fa movimento Campana e lascia Menegazzo. Famì, pallone alto per Danese, come può Danese tenta di difenderlo, lo colpisce Bottega in fallo laterale. Donin, Famì. Campana, perde tempo Campana e per un attimo regala il pallone a Contin, recupera comunque Verona. Danese prova a liberarsi di Bottega, ci riesce, entra in area di rigore, attenzione, pallone fuori per Menegazzo, troppo forte. Si lamenta un po' Famì che lo voleva corto in area di rigore. Pericolo scampato quindi per la formazione ospite. Bottega. Direttamente da Spogna il rilancio per Contin, anticipato da Menegazzo. Nuova rimessa per l'Atletico Conegliano. 9 minuti alla fine. Cescon, Otero. Scambiano ancora i due con questo pallone alto, poi di Otero direttamente per Cescon. L'ultimo tocco qui è di Danese, quindi il pallone in calcio d'angolo. Ne ha battuti molti la formazione trevigiana in questa partita. Pallone indietro per Bottega. Inserimento in area di rigore di Contin. Grande intervento di Menegazzo. Altro cambio per Verona, Bertoldi rientra in campo. Bottega sbaglia questa volta il passaggio, serve direttamente Menegazzo, prova un inserimento cost to cost, Menegazzo lo perde e non viene fischiato il fallo. Attenzione a Bottega, ha la possibilità di calciare, Bottega la prova! Diagonale, termina fuori di poco e va direttamente in panchina a lasciare il posto a Bastos. L'arbitro va a richiamare la panchina e ammonisce la panchina veronese, un membro della panchina veronese. Danese raccoglie, ha provato anche la conclusione, ribattuta in fallo laterale. Sul punto di battuta Bertoldi. Campana. Menegazzo, pressing sempre più insistente di Conegliano, costringe Verona a tornare indietro da Di Fazio. Il lancio a cercare Bertoldi, scomodo per Bertoldi che lascia scorrere la palla direttamente da Spogna. Nel capovolgimento di fronte Contin ha guadagnato un'interessante battuta laterale. Cescon, Otero, Contin, gli ruba il pallone Menegazzo e serve bene Bertoldi
Il Bertoldi non riesce a riservire il compagno. Dicevamo, sicuramente questa è una fase dove entrambe le formazioni fanno un po' più di fatica a creare occasioni da rete. Vediamo se ci riesce adesso Verona con Danese davanti al portiere. L'intervento di Spogna, poi esce sempre Spogna, e poi qui allontana anche il pallone e viene ammonito dal direttore di gara, mentre Danese ha bisogno di assistenza medica per lo scontro avuto proprio con l'estremo difensore dell'Atletico. Anche la conta degli ammoniti comunque si fa importante, sono almeno 5 gli ammoniti di questa partita. Testimonianza di un match comunque sentito e teso un po' da ambo le parti. Abbandona il parquet di gioco Danese, fa entrare Burgos. Nel frattempo Verona ha battuto la rimessa calciando direttamente Fantasia, a momenti trova la deviazione di Otero. Il pallone finisce poi in fallo laterale, battuto subito, e il tiro di Fantasia nuovamente deviato. Vediamo se direttamente in corner o in fallo laterale. No, è proprio calcio d'angolo. Inserimenti in area di rigore, arriva Campana con un bel destro. Campana, bella coordinazione del capitano della Verona, che poi lui stesso recupera il pallone. Burgos, Fantasia, Bertoldi chiede 1-2 a Burgos, non lo accontenta Burgos, prova invece a calciare, perde la palla e allora Bastos, tunnel di Bastos, lascia a Otero, viene steso Otero, tutto regolare secondo l'arbitro, si prosegue. Campana, fase decisiva della partita, 6 minuti alla fine. 1-2 Fantasia a Campana. Poi Fantasia si porta il pallone fuori. Chiedeva un fallo, Fantasia non è d'accordo. Il direttore di gara Otero. C'è Sconna, ancora Otero. Fa ripallare il pallone addosso a Burgos, ma non guadagna il fallo laterale. Questa volta sì, con l'intervento di Bertoldi. Nuova rimessa quindi per gli ospiti. Otero cerca il neo entrato Calderone, anticipato all'intervento di Campana. Il pallone finisce in tribuna, ne viene subito dato un altro. Fantasia, Bertoldi. Pasticcia un po' Fantasia, qui palla al piede, aggredito da Calderone, mette il pallone in fallo laterale. Battuto qui Calderone, prova a divincolarsi, Fantasia mette però il pallone fuori. Si lamenta un po' Fantasia con il direttore di gara. Va a Bastos, poggia per Bottega, è rientrato sul terreno di gioco il numero 8 dell'Atletico. Poi Bastos si libera di Campana, attenzione all'opportunità, c'era in mezzo Calderone da solo, non visto dal numero 16 che calcia direttamente sul fondo. Rientra in campo anche Donin, mentre Di Fazio lancia lungo proprio a cercare Burgos, il pallone passa direttamente tra le mani di Spogna, che poi sbaglia il rinvio, regala il pallone a Fantasia che prova un diagonale ben intercettato da Spogna. Questa
È una bella parata di Spogna, tra l'altro senza aver visto partire il tiro. Bella giocata del numero 22. Si riprende con Bertoldi per la rimessa. Pronto Fantasia a calciare. Finta il tiro, poi ha tentato una percussione e un cross successivo. Deviazione nuovamente in fallo laterale. Stavolta ci prova Fantasia, il tiro viene deviato. Attenzione a Bastos che si è liberato bene di Donin, ma il pallone si allunga troppo, lo difende Fantasia, poi direttamente di Fazio. Possesso Verona adesso con Donin, sbaglia il passaggio, per sua fortuna però va a finire direttamente tra i piedi di Bertoldi che stende qui Cescon, tutto regolare, poi errore di Bottega. Burgos, Donin, Bertoldi prova addirittura la conclusione, trova la deviazione, si guadagna un corner. 4 minuti e 54 secondi alla fine di questa partita. Fantasia, Donin fa passare il pallone a Burgos, chiede l'1-2, Burgos lo ottiene, recupera Fasanella e allontana. Buona combinazione qui di Verona. Nuova rimessa per Donin, prova adesso ad aggredire un po' la porta trevigiana, Verona, che da qualche minuto sembra provare a spingere di più. 1-2 non concluso qui da Burgos. Attenzione a Calderone, fa salire la squadra e lascia dall'altra parte a Cescon. Bottega, Fasanella, può andare sul destro Fasanella, lascia a Bottega, calcia a Bottega, fuori misura il destro del numero 8. Si riparte quindi da Fantasia. Da notare come Mr. Sanson chiede pressing ogni qualvolta che Verona ha possesso, un po' anche a testimonianza probabilmente dell'insoddisfazione per il risultato della formazione ospite. Bottega pensava ad un 1-2, Cescon non è partito però Bottega, quindi pallone perso, poi uno scontro anche in mezzo al campo un po' fortuito, senza conseguenze. Attenzione qui perché perde il pallone Donin, regala a Cescon il contropiede, perde l'attimo Cescon per liberarsi del pallone. Ancora si lotta, recupera il pallone Danese, buona opportunità per Verona, Danese si porta il pallone sul sinistro, prova a calciare Danese ed è un gran gol di Danese, sotto il set il sinistro di Danese, sorprende Spogna, gran gol, doppietta per Danese, porta in vantaggio Verona a 3 minuti e mezzo dalla fine. E adesso occhio a questo finale che si preannuncia caldissimo. Tre minuti e 30 per Conegliano per pareggiare questa partita. Si riprende quindi. Ora sicuramente proverà il tutto per tutto Conegliano. Vi ricordo le statistiche
alla vigilia parlavano di imbattibilità della formazione ospite. Vedremo se riusciranno a mantenerla in questo finale che li vede al momento sotto, mentre qui Fasanella si porta un po' a spasso il pallone. Attenzione perché viene perso Famì, 3 contro 1, Famì lascia ancora Danese, di nuovo per Famì, la chiude Famì, 3-1 Verona. È notte fonda per l'Atletico Conegliano, che subisce un 1-2 terrificante in questo finale di gara. Bella giocata qui di Danese e Famì, non ha calciato Danese, ha preferito servire il compagno, ha visto Famì messo meglio e lo ha servito. Grande lucidità di Danese, che regala il 6º gol stagionale a Famì. Si gioca ovviamente senza portiere adesso per Conegliano in fase di possesso. Qui recupera però Verona con Danese che lascia a Di Fazio. Ancora per Danese, arriva Fasanella in anticipo. Attenzione che può attaccare adesso Conegliano. Palla dentro e c'è il gol di Orecchia. Attenzione al finale di questa partita che si è accesa tutto d'un colpo. 2 minuti e mezzo, partita riaperta all'AGSM Forum. Sembrava averla chiusa Famì. Chiama time out Verona. Cosa abbiamo visto, signori, in questi ultimi secondi, neanche minuti di partita? Verona che prima si porta in vantaggio con un Eurogol di Danese. Poi Famì sembra aver chiuso la pratica. Pochi secondi dopo la riapre, manco a dirlo, Conegliano con Orecchia per il gol del 3-2 e ora saranno 2 minuti e mezzo di fuoco. E non ci resta che goderceli quindi dopo questo time out chiamato da Verona, sicuramente per spezzare un po' l'entusiasmo del gol del 3-2 di Conegliano. E allora godiamoci questi 2 minuti e mezzo, questo finale di gara intensissimo. Battuto da Danese. Verona prova a tenere possesso. Famì lancia lungo per Danese, troppo lungo, esce Spogna che rilancia da tutt'altra parte, raccoglie Di Fazio. Senza fretta Di Fazio lascia a Famì, pallone corto perso, attenzione a Contin, lascia al calcio di Cardellicchio, deviato in corner. La leggerezza qui di Famì. Orecchia calcia direttamente indietro per Fasanella. Cardellicchio. Contin mette al centro, attenzione! Cardellicchio, una prodezza di Di Fazio, salva il risultato. Adesso Conegliano, massimo sforzo. Fasanella, Bottega, Fasanella, aggancio difficile di Fasanella. E allora Verona può ripartire, palla al piede. Di Fazio lancia lungo per Danese, esce Spogna, Cardellicchio la rimette in avanti, Campana arriva, intercetta Famì, riesce a passare da Cardellicchio, Famì riesce a passare anche da Fasanella, poi non riesce più ad andare oltre. Allora il pallone torna tra le mani di Di Fazio, 1 minuto e 20 secondi per le speranze dell'Atletico di pareggiare questa partita e per Verona per suggellare una vittoria che sarebbe importante, confermare le ambizioni della formazione di Bruno Giorgio. Direttamente fuori la rimessa laterale di Fasanella
e regala sicuramente secondi preziosi adesso a Verona. Menegazzo lascia a Di Fazio, viene steso Danese, si lamenta con il direttore di gara, tutto regolare per lui. Fasanella, Danese mette in fallo laterale, no, è fallo ed è un altro cartellino giallo della partita. 59 secondi al termine, è una corsa contro il cronometro adesso per Conegliano, con Bottega, portiere volante, alla battuta. Batte, Orecchia, entra in area di rigore, pallone esce. Quindi possesso Verona, 56 secondi alla fine. E sono palloni che scottano adesso per Verona. Attenzione a Danese, tutto solo, ha colpito di testa direttamente tra le mani di Spogna. Orecchia, attenzione, lascia ad Otero, palla dall'altra parte per Contin, può calciare Contin, Di Fazio salva il risultato e poi Menegazzo mette direttamente in fallo laterale. 37 secondi alla fine di pura sofferenza per Verona e per gli spettatori che tifano Verona. Otero, Contin, sbaglia l'aggancio Contin, altri secondi preziosi. Batte Di Fazio direttamente per Danese, deve tenerlo lì un po' Danese, si libera benissimo Danese, poi un po' troppo va avanti, Familo recupera, ha provato un tocco sotto per Danese, recupera Bottega direttamente dalla porta. Otero, 10 secondi alla fine, ultima occasione, Cardillicchio per Contin, sbaglia il passaggio Cardillicchio, è quasi già una festa per Verona, ma mancano ancora 7 secondi. Batte Menegazzo, pressing ovviamente di Conegliano, mette direttamente fuori Di Fazio, quindi forse ultima possibilità per Conegliano. Battuto ora Otero direttamente per Contin, riesce a spazzare Menegazzo e finisce qui, la porta a casa Verona. Una grandissima vittoria per la formazione di Bruno Giorgio, che quindi comincia a sognare in grande. Noi vi ringraziamo per averci seguito e vediamo appuntamento nelle prossime settimane per le prossime partite del Verona Calcio a 5. Buona serata a tutti i telespettatori.